Nevica in pianura sul Veneto dalle prime ore di giovedì, una precipitazione inizialmente debole ma poi piuttosto persistente con fiocchi copiosi e abbondanti. La neve è arrivata a Padova, Verona, Vicenza, Rovigo, mentre i fiocchi bianchi non si sono fatti vedere a Venezia. La regione si è svegliata in una giornata prettamente invernale con cielo coperto e temperature intorno agli 0 gradi. Solo nelle zone fuori dai centri urbani e nelle campagne tuttavia la nevicata ha attecchito quasi subito e i fiocchi hanno creato uno strato bianco su tetti e strade. Nevica anche sull'altopiano di Asiago e sui monti veronesi della Lessinia, proprio tenendo conto delle previsioni meteo. Nel veronese, ad esempio, Amia, che è già uscita con i mezzi spargisale nella notte, proseguirà ad oltranza l'attività preventiva in tutte le zone collinari, comprese Avesa, Quinzano e le Torricelle, oltre che sulla tangenziale T4-T9. Va ricordato a proposito che proprio lungo le tangenziali in autostrada è obbligatorio avere a bordo le catene da neve o montare gli pneumatici invernali. Durante le prime ore di domani mattina il sale sarà sparso anche manualmente, ad esempio vicino ai punti sensibili come scuole e ospedali. Anche perché per la giornata di venerdì è prevista un'altra perturbazione nevosa che risulterà più incisiva della prima, sia nelle alte pianure del Veneto e del Friuli che a tratti anche sul fondovalle alpino. Per un miglioramento bisognerà attendere il weekend con una tregua che però potrebbe durare poco.